Guardi, deve rivolgersi alla nostra avvocata. Guardi, mi dispiace, in questo momento non posso parlare. Sì, ma solo una cosa, signora, non so... No, guardi, mi dispiace, guardi, siamo impegnati qui in casa. Si rivolga all'avvocato Ballerini. La voce di Armanda Corusso, mamma di Alberto Trentini, il cooperante veneziano del Lido di Venezia di 45 anni, del quale non si hanno più notizie dal 15 novembre scorso, giorno in cui è stato arrestato in Venezuela durante una missione umanitaria, è gentile ma chiaramente provata per le sorti del figlio. Non vuole e non può aggiungere altro. L'usuale tranquillità di via Paoluccio Anafelto lungo la laguna accanto alla chiesa di Sant'Antonio al Lido di Venezia è stata profondamente turbata da una notizia arrivata all'improvviso nelle ultime ore per un'interrogazione parlamentare, anche se i familiari custodivano nel cuore questa terribile angoscia da 2 mesi. A Città Giardino tutti conoscono e stimano la famiglia Trentini, che anche oggi è tornata a parlare, solo con un comunicato blindato e congiunto sottoscritto insieme all'avvocato di Genova che li assiste, Alessandra Ballerini. Nel pieno rispetto del governo bolivariano, si legge nella breve nota di oggi, invochiamo l'attenzione dei 2 paesi perché Alberto possa tornare a casa all'affetto dei suoi familiari. La deputata Elisabetta Gardini assicura l'impegno del governo. Il cooperante veneziano detenuto in Venezuela in circostanze che destano molta preoccupazione. Come ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani, che proprio oggi ha convocato l'incaricato d'affari venezuelano, il governo sta seguendo e sta intervenendo con determinazione per ottenere la liberazione del nostro connazionale. E io confido che grazie al lavoro di squadra e alla prontezza già dimostrati dal governo Meloni, come nel recente caso di Cecilia Sala, riusciremo a riportare Alberto a casa quanto prima. Esprimiamo pieno sostegno alla famiglia Trentini in questo momento difficile e rinnoviamo l'appello affinché le autorità venezuelane collaborino con trasparenza. Il giornalista Giuseppe Giulietti, portavoce di Articolo 21, pone con garbo interessanti riflessioni. Finalmente si è rotto il muro del silenzio, grazie alla denuncia dell'avvocata Ballerini, della famiglia di Alberto Trentini, dei parlamentari Provenzano e Cumberlo, ma Alberto Trentini è dal 15 novembre recluso dentro un carcere in Venezuela e non ha potuto ricevere i suoi avvocati, parlare con la famiglia e non sta bene di salute. Lui che si è sempre dedicato ai disabili, agli ultimi, altro che attentato alla sicurezza dello Stato. Non sono neanche noti i termini di questa accusa e l'Italia si deve svegliare, si deve muovere. Deve allacciare rapporti con il Venezuela, anche se non riconosce la vittoria di Maduro, bisogna fare come si è fatto con l'Iran. Durezza e flessibilità, perché sono stati che hanno una concezione precaria dei diritti, ma nel frattempo Alberto Trentini è chiuso in carcere. Noi abbiamo un solo dovere, quello di illuminare al giorno la sua situazione e batterci fino a quando non sarà rientrato in Italia.